Signore e signori, buonasera, buonasera, benvenuti al Capodanno in Allegrias e tanti auguri di buon anno a tutti voi. Grazie, benvenuti al Capodanno 2014 in Allegrias. Abbiamo aperto magistralmente con il preludio della Traviata di Verdi eseguito dalla Filarmonica di Crosara Marostica, diretta dal maestro Michele Pivotto, che ci diletterà nel corso di questa serata particolare, che vede in primis qui sul palco dell'Allegrias di Santa Giustina in Colle in questo inizio del 2014, che vede graditissimi ospiti e grandi protagonisti, gli amici del gruppo folcloristico di canti popolari e il Canfin, e l'applauso degli amici presenti. Buon anno agli amici del Canfin, buon anno, benvenuti. Se ci sono... Eccoci qua. Eccoci qua. Buon anno a tutti. Intanto cominciamo anche noi qui in questo bel locale Allegrias in Allegria. Ora. Vediamo che sia di auspicio questo, diciamo, augurio che facciamo noi del Canfin, perché dobbiamo sdrammatizzare tutte le situazioni passate. Bravo. E non renderle, diciamo, tristi. Come dire, manco a dirlo. Guarda, Luciano ha un anno in più. Manco a dirlo, sarà l'anno della ripresa. Quale? Non so se mi spiego, prima, no. Seconda, terza, ecco. quelle robe che fischia, che tu capivo, no? Volevo dire, alla fine della fiera, che sia un 2014 prospero. È questa, è questa. Qui la battuta c'è. Questa te la dita. L'applauso deve essere spontaneo, prospero 2014, bene. Deve essere ben augurante, insomma, ho la fortuna di avere un cognome che all'inizio dell'anno dovrebbe portare bene, insomma. Come state? Spuito. Adesso Luciano ha dormito pochettro stanotte. Ha fatto le ore piccole, infatti un po' di occhiaie, ma insomma dai. Graziano ancora meno. E che tu ti spose vuoi ballare comico, cosa vuoi da fare? Cosa vuoi farci? Voi altri la sera alle 1 e mattina, altro che dromedari, però insomma dai. Ci siamo, dai. Allora ci siamo, questo è l'importante, iniziamo alla grande questo 2014 in Allegrias, e sperando che... Ma che bel posto le cose. Hai visto? E chissà che per quanto vi riguarda possa portare un bel Allegrias dopo un bel 2013, Dai, per voi, sì, insomma, è nato, tanta belle soddisfazioni. Non ci si può lamentare. Dai, che l'anno del 2013 è stato non prospero, ma insomma quasi. Allora, auguriamoci il prospero in tutti i sensi per questo nuovo anno. Bene, dai. Allora un buon anno ovviamente agli amici che ci seguono su Caffè 24, che ci seguono praticamente dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia per scendere poi sino all'Emilia Romagna e alle Marche. Un buon anno anche a voi, e quest'anno qui dall'Allegrias di Santa Giustina in Colle con gli amici del Canfin e altri ospiti che ci faranno compagnia nel corso di questa serata particolare. Avevo sentito sì che c'è qualche, diciamo, intervento un po' speciale. Certo. Diciamo che gli ingredienti ci sono tutti alla grande. Allora, già che siamo in Allegria, che abbiamo mangiato che basta anche ieri, perché stanotte basta ingredienti. Qui abbiamo degli ingredienti musicali. Dai. Oh no, qui abbiamo gli ingredienti musicali. Allora, partiamo in Allegria anche con il Canfin? Dai. Bene, allora l'Allegria e il Canfin, ancora l'augurio di un buon anno agli amici qui presenti e agli amici che ci seguono da casa, da Claudio Prospero. Partiamo con il Canfin, l'Allegria. Buona serata. E l'allegria la vende i giovani, e l'allegria la venda i giovani, e l'allegria la vende i giovani, e non dai veci marita. Civilindo male festa, Civilindo non si lavora, Civilindo l'amorosa, Civilindo anda a trovare. Civilindo male festa, Civilindo non si lavora, Civilindo l'amorosa, Civilindo anda a trovare. E l'han perdute andando a messe, e l'han perdute andando a messe, e l'han perdute andando a messe. E da quel dì che si è sposato, Civilindo male festa, Civilindo non si lavora, Civilindo l'amorosa, Civilindo anda a trovare. Civilindo male festa, Civilindo non si lavora, Civilindo l'amorosa, Civilindo anda a trovare. E l'allegria la vende
ben dai giovani, e non dai vecchi marita. Ciribiribin non male festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin non l'amorosa, ciribiribin andà a trovare. Ciribiribin non male festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin non l'amorosa, ciribiribin andà a trovare. Lanciate! Ciribiribin non male festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin non l'amorosa, ciribiribin andà a trovare. Ciribiribin non male festa, ciribiribin non si lavora, ciribiribin non l'amorosa, ciribiribin andà a trovare. E il Canfin! L'Allegria! Eccoli! Allega! Beh, un bel auspicio per il nuovo anno, un bel auspicio per il nuovo anno, ragazzi. O no? Io continuare a dirlo continuamente, ogni canzone abbiamo che diciamo sempre prospero 2014. Chissà che insomma... Continuiamo, sì. Se sarà prospero lo vedremo alla fine, ok? Però- Non diciamolo prima, se no che c'è scritto il D'Alema di turno che mi mette tasse 9. Ho capito. Quindi calma. Vabbè. Però insomma, dai, noi mettiamo... Lo auguriamo. Lo auguriamo. Ecco, Avevo consigliato a Luciano di fare un pronostico anche lui, come che se di che segno è? Della Vergine? degli angeli, non so. Se della Vergine che marca della Vergine. Di che segno sei? Di che segno sei? Non lo sa. Capricorno, ecco, il Capricorno mi suggerisce l'amabile. Infatti il corno si Mi sembrava una battuta, non vorrei essere... No, lascia stare le battute perché le tue, va bene, eccoci. Se arrivasse adesso l'ambasciatore, che cosa porterebbe? Dico a Graziano che lui sa. Di sicuro, Graziano, che cosa porterebbe di l'ambasciatore? sicuro porterebbe una piuma sul cappello. Là là, sei proprio... Ecco. Ma lei cosa fa qua con Confin? C'è uno- Non lo so, non lo so. Vabbè. Sprecato. No, dai, vabbè, ci vuole anche lui. Chiediamo un'onta. No, ma allora, proviamo con l'ambasciatore, vediamo che... Speriamo che porti bene. Sì, È dai. arrivato l'ambasciatore. Devo! Yuhu! È arrivato l'ambasciatore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo d'un cammello. Ha portato una letterina dove è scritto sta così: se mi piace ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Se mi piace ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Belle bimbe dagli occhi sognanti, che aspettate il più tenero amor. Dischiudete finestre e balconi e intonate le liete canzoni. È arrivata per voi la fortuna, se ascoltate vi dico cos'è. Una rosa mettetevi in testa, vestitevi a festa e cantate con me. È arrivato l'ambasciatore con la piuma sul cappello. È arrivato l'ambasciatore a cavallo d'un cammello. Ha portato una letterina dove è scritto sta così: se mi piace ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Se mi piace ti darò tutto il cuore. È arrivato l'ambasciatore. Da un paese lontano, lontano, l'ha mandato un ignoto pascià. L'ha mandato per scegliere quella che sarà la più buona e più bella. La più bella la deve portare nel castello laggiù d'oltremar. Non importa se bionda, se bruna, quel re della luna la vuole sposare. È
è arrivato l'ambasciatore, con la piuma sul cappello, è arrivato l'ambasciatore, a cavallo d'un cammello, ha portato la letterina, dove scritto sta così: se mi piace ti darò tutto il cuore, è arrivato l'ambasciatore. Se mi piace ti darò tutto il cuore, è arrivato l'ambasciatore. A te manca una perché stanno avendo il 2014 che te vuoi farti soffrire. A te manca. Ha portato una letterina dove scritto sta così: se mi piaci ti darò tutto il cuore, è arrivato l'ambasciatore. Se mi piaci ti darò tutto il cuore, è arrivato l'ambasciatore. E il caffè! Grazie! Passo davanti. Sì, volevi appunto salutare la nostra Barbara che forse, diciamo, a me pensa, forse, perché adesso sta pensando a qualcos'altro. A mangiare massa ieri sera e stasera qua non sei tanto in forma. Infatti vedevo Graziano che si sente un po' solo Ho provato a ballare con Luciano, non mi trovo a mio agio. Non ti trovi a tuo agio? Vabbè. Fare. Una canzone questa che leggevo nella discografia, nella storia, 1938 per arrivato l'ambasciatore. L'unico che era nato era Luciano, l'unico. Andava già amoroso e lui. Tu sì. Lei è del 23, Luciano. Dunque nel 38 aveva già 15 anni, insomma. Sì, a 15 anni cominciano, sai, i primi movimenti. Vabbè, lasciamo stare. Perché ancora la barba mora. Aveva ancora la barba mora. Sì, perché qualche settimana fa che ha fatto un Babbo Natale lui. Ah sì? Porta bene, sì. Sì, già vestito da rosso. Vogliamo spendere due parole sulle mie valli? Cosa già detto che ti proponevi? Le mie valli. È una bella canzone questa. Vuoi presentarlo un attimo? Una bella proposta, una bella canzone d'amore. Sì, è molto sentita e appassionante. Lorenzo, Graziano. Visto che non è voluta entrare in palco, possiamo presentarla così. Questa è la canzone per te, mia cara Marinella, che scivolò nel fiume a primavera, eccetera, eccetera. Va bene. Marinella. A volte ci lasci basiti proprio, veramente. Dopo guardo sul vocabolario, se è una brutta parola. Non è una brutta parola, no. E allora, belle. Basito. Mi lascia esterefatto proprio. Già meglio. Va già meglio, ok, sì. Tu capisci? Allora, quando Luciano la capisce siamo a cavallo. Ringrazio anche Matteo Mazza Cucarollo. Matteo che ci sta dando una mano, ovviamente. Alla regia. Ci vuole che... Siamo pronti con le mie valli? Bella. Bella, una bella proposta. Pensate di farcela, sì? Dai, ragazzi, un pochettino più vicini. Cosa hai detto, Luciano? Hai detto mangia massa stanotte? Ti avevo detto, sta attento. Allora, El Canfin, le mie valli. Dai, ragazzi. Perché non
Tornerò ancora tra le mie valli. Tornerò per vedere gli occhi tuoi. Gli occhi di un amore profondo che mi aspetteranno ancora. Le mie valli e Canfin. Grazie Claudio. Bene, grazie agli amici del Canfin, grazie a voi ancora per tutti coloro che ci seguono da casa sulle frequenze di Caffè 24, ancora tanti cari auguri di un buon anno in Allegrias, qui dall'Allegrias di Santa Giustina in Colle, siamo in provincia di Padova, e un buon anno a coloro che sono qua questa sera con noi a festeggiare il Capodanno 2014. E qua ci ascoltano un po' da tutta l'Alta Italia, penso. Su tutto il nord Italia, sino nelle Marche. Addirittura nelle Marche. Ah sì. Dio Luciano lo che sei, Marche. Non la marca da Bolo, Luciano. Siamo stati. Conosco una marca. Ah sì? Vabbè, lascia la marca, Luciano, lascia la marca. Poi salutiamo ovviamente gli amici che sono qua presenti questa sera con noi, dicevo, all'Allegrias a festeggiare il Capodanno, gli amici che seguono da molto tempo il Canfin e gli altri presenti. Poi qui alla nostra sinistra abbiamo una bella compagnia di giovani che è qua stasera per il Capodanno 2014. Insomma, che sia di buon auspicio, è veramente un prospero anno nuovo. Bene, adesso... Tira per casa, sì. L'oste non parlerà mai male del suo vice, insomma, un prospero 2014, anche perché deve essere di buon auspicio. Allora, amici, io presenterei adesso la prima ospite di questa sera. Ci stai cacciando? Ma per 5 minuti poi voi ritornate, insomma, perché siete voi intanto un po' il cuore pulsante di questo inizio di nuovo anno. Un bel coraggio te che porti. Lo so, infatti mi sono chiesto anch'io perché cosa ho fatto, ma insomma lasciamo perdere. Allora, andiamo. L'applaudiamo insieme, dai, sì. l'applaudiamo insieme, signore e signori, Elisa Chiesara! Eccola qua, eccola qua che arriva! Ciao Elisa! Ciao Elisa, auguri, buon anno! Buon anno. Dimmi perché ti sei segnato Basalla. Perché insomma è una bella signorina, merita un bacio così di buon auspicio. Un prospero anno nuovo, sì. Rimaniamo pure in tema. Un prospero bacio. Te la lasciamo, te la lasciamo, dai. Benissimo. Te, vai. Allora, cara Elisa, progetti per questo nuovo anno? Tu che insomma segui la musica, la canti da tanti anni, una bella voce che adesso il pubblico potrà assaporarlo in tutto, un'orchestra che porta anche il tuo nome, progetti per questo inizio di 2014? Cantare e cantare, il più possibile. Proprio tu e la musica, sintesi, molto, sì, velocemente, abbiamo tante nuove date da fare, orgogliosi, ricevute già dallo scorso anno, che speriamo di portare al termine al meglio e di progredire sempre di più, in positivo. Bene. Allora un in bocca al lupo per tutto, Elisa. Musica e cantare. Bene, allora qual è il brano che ci presenti? Prego. Canto una canzone che spero sia di buon auspicio per questo anno nuovo e si intitola Alleluia. È molto bella. Bene, grazie. La voce di Elisa Chiesara. Grazie. There was a sacred chord to David played, and in place the Lord, but you don't really care for music to God.
it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major land, the baffling che composi. Alleluia, 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 maybe there's a kind about, but all I ever loved from love was how to choose somebody who will through, yeah. And it's not the cry that you hear at night, it's not someone that you see the light, it's a good and it's a broken. Hallelujah, 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 maybe there's a kind about, but all I ever loved from love was out to somebody who will do, and it's not a cry that you hear at night, it's not so hard to see the light, it's a good and it's a broken. Alleluia! Elisa Grazie mille. Chiesara, complimenti. Grazie davvero. Bella interpretazione, complimenti Elisa, Grazie a te. Grazie a te, ci ritroviamo dopo. Sì? Grazie, per, grazie. Per altri auguri ancora? Altri auguri ancora. Ciao, a dopo, Claudio, grazie Elisa. Bene, e allora il palco dell'Allegria, qui di Santa Giustina in Colle, adesso torna a riempirsi con gli amici del gruppo folcloristico di canti popolari e il Canfin. Eccoli qua, gli amici del Canfin, nuovamente insieme per un'altra tornata di belle canzoni popolari. Allora, ci siete? Ho visto tanto che il fumo prima. Beh, c'è. Adesso c'è Luciano che strauna. Ecco, dimmi, ecco, Luciano Straluna. Per no, Strauna! Ah, Strauna. Ecco, per un amico che ci ascolta dal Piemonte, cosa ha capito? Starnutisce. 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 Sì, dai, fa un Starnutisce. bel starnuto, Luciano. Sì! Che compagnia. Ecco, va bene. Allora, riprendiamo. Beh, dopo l'Alleluia cantato a proposito da Elisa Chiesara, fa parte di questo del vostro ultimo album, il nono CD La Morra. Un omaggio, una canzone con un testo particolare che ricorda un avvenimento particolare accaduto nel nostro paese, era il 1951, ovvero l'alluvione del Polesine. E alluvioni purtroppo nell'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle, purtroppo ce ne sono stati, un bel paese ma talmente fragile dal punto di vista idrogeologico che qualche volta poi basta una pioggia in più che crei problemi. Poi, ecco, perché poi anche la mano dell'uomo ci abbia messo del suo. Allora,
vuoi spendere due parole? Un pezzo, questo un brano un po' particolare. Sì, è stata incisa questa canzone da una grande orchestra, che è ancora tuttora grande orchestra, dell'orchestra di Raul Casadei, Sì. nel 1976. Ok. L'ha incisa in un suo 33 ore, un vecchio vinile, un 33 mi giri. sembra, sì, una cosa del genere. Ecco, noi l'abbiamo ripresa appunto perché vogliamo tenere sempre vive queste, purtroppo, memorie, vogliamo metterle nelle nostre memorie queste canzoni e tenerle, diciamo, sempre attuali il più possibile, perché meritano di essere proposte e riproposte continuamente. Ecco la speranza che magari quest'anno che è appena iniziato non ci porti purtroppo altre situazioni drammatiche come quelle che abbiamo vissuto nell'anno appena passato. Speriamo di no, dai. Ricordando, signori, Polesine e il Canfin. Demo! C'è una ferita dentro al mio petto, l'amore e l'odio della mia terra. Per caso che son tornato o in mezzo all'odio c'era l'amore e il fiume corre e il fiume piange e il fiume canta la sua canzone.
Polesine. Un testo bello, intenso e particolare. Complimenti a voi. Cosa facciamo per tenere sempre saldo il 2014? Certo. Adesso cosa c'è in programma, Claudio? Perché qua sono molto smemorato. Adesso, a dire la verità, ci sarebbe in programma un bel dolce. Guarda, tu ti mangi il dolce. Non è una bella cosa. No, grazie. Proprio, Francesco, proprio, ma sei così, guarda, di una gentilezza troppo buono. Ecco, ma loro mangiano il dolce, vabbè, noi abbiamo un lavoro, una serata da portare avanti in questo Capodanno in allegria. Poi magari Emanuele, ma senza impegni, se alla fine della serata magari una fetta di quel dolce avanza, insomma, noi ci siamo. Lascia stare che sei già a posto, secondo me. No, insomma... No, non volevo mettere in evidenza alcune curve importanti. Una briciolina, non una fetta. No, lui sa. Insomma, una fetta... Vabbè, dai, allora proseguiamo. A proposito di sapori, ecco, questi erano sapori di un dolce, qui invece torniamo alle tradizioni. Guarda, questa mi è uscita proprio, guarda, un bel sapore antico. Di tradizioni popolari, di cultura popolare. Io dico sempre, guardiamo avanti senza mai dimenticare il nostro passato, le nostre tradizioni. E sapore antico credo che parli proprio, canti di questa. Calzafagiolo, dimmi. Lui è antico, è lui il sapore antico. Ecco, vedi un sapore. È il nostro sapore antico. Ecco, ma ben venga Luciano questi sapori. Allora, ci siamo? Certo, dai. Allora, signore e signori, ecco un film con sapore antico. Oggi si corre e si va verso grandi città, verso mete lontane, si abbandona la terra per avere di più. Non si assaporano più quelle cose che un dì la campagna ci dava, il profumo dei fiori ed il canto del gallo. Dove nero tra le spighe di grano e sull'erba dei prati correrò insieme a te. Dove nero mi darai la tua mano, io sarò più felice e poi ritroverò sapore antico, sapore antico. Che nostalgia della mia casa dove son nato. Sapore antico, sapore antico. Voglio vedere ancora la mia gente, parlare con loro. Voglia di quiete, voglia di pace, come vorrei ritornare laggiù per poter ricantare vecchie canzoni di contadini e intorno al fuoco ballare con te per il mio amore. Passano i giorni e per me ogni ora che va è più forte il richiamo di quell'umile terra che mi vide partire. E se il destino vorrà, la mia vita sarà come rondine in volo, più felice e leggera, dal mattino alla sera.
innamorati, correrò insieme a te. Tornerò, mi darai la tua mano, io sarò più felice e poi ritroverò sapore antico, che nostalgia della mia casa dove son nato. Sapore antico, voglio vedere ancora la mia gente, parlare con loro. Voglia di quiete, voglia di pace, come vorrei ritornare laggiù per potervi cantare vecchie canzoni di contadini e intorno al fuoco ballare con te per il mio amore. Sapore antico, sapore antico. Sapore antico. E conferma. Un grande brano questo che abbiamo messo nel nostro settimo, mi ricordo. Ecco l'applauso degli amici presenti questa sera, una bella canzone, bravi ragazzi, bravi. El Canfin, gruppo storico delle canzoni popolari, nato nel 1986. Com'è nata questa idea del Adesso Canfin? siamo nel 2014. Sì. Guarda quanti anni. Com'è nata questa idea, Vittorio? Guarda, 28 anni stanno che compimo stanno, caro Claudio. Allora. È nata questa idea? Sì, è nata. Così per caso è nata questa idea di formare un gruppo così, proprio in questi periodi. Non sta bene dire come nasce l'idea di un gruppo così. Purtroppo tutte le idee di un gruppo così nascono a tavola con un buon piatto davanti e un buon bicchiere di vino, che quello crea l'atmosfera, quello crea proprio la sintesi, e qua nasce tutto. Io come che sei nato? Ecco, e Luciano dice, e con gente come me. Esatto, bravo Luciano. Esatto. Però erano, insomma, scherzi a parte, era sotto le feste di Natale meno, che avevate cominciato. Sotto l'albero di Natale, quelli in piazza Bassano de Grappa, che se adesso la gente sa chi che siamo o che da dove veniamo, io disemo. Ecco, a proposito, ecco. Per gli amici che magari gli amici delle Marche magari non sanno cos'è il Canfin. Cos'è il Canfin? Dio Graziano. È la lampada ad olio, la lampada che si usava una volta per far la luce, per portare la luce nelle nostre stanze, nelle nostre case, nelle camere, in giro per la casa, perché non c'era ancora l'energia elettrica. E allora si andava via col lumino così, e la luce di questo lume qua, di questa luce qua, sono nate tutte queste canzoni che noi andiamo proponendo in giro per l'Italia. Sta facendo pubblicità, Claudio, sei Edison sta facendo comunque ecco che questa luce del Canfin che continua a brillare anche per tutto il 2014 per portare in giro le belle canzoni popolari. Complimenti, bravi. Grazie. Allora, ecco un altro bel brano che fa parte del vostro repertorio folcloristico ed è l'Eco della mia valle, una bella canzone questa. Un altro bel brano messo nel nostro quinto CD che ci ha portato tanta fortuna. Che aveva per titolo L'Eco dei ricordi, e questo è stato il brano che un po' è stato il cavallo di battaglia, il vostro traino. Bravo. Sì, bene, allora ce lo gustiamo in toto. Mi piace? Complimenti. Ho mangiato una fetta di dolce qui degli amici di Corsare, adesso lo ascoltiamo in toto. L'Eco della mia valle e il Canfin. Levo! Quel borgo antico non l'ho scordato mai, dove son nato insieme ai sogni miei, del cielo e stelle della mia valle sono più belle, son nel mio cuore.
Voglio tornare da te, mia dolce valle, per rivedere ancora i prati in fior, sui petali danzare delle farfalle e rondini gioire al sole d'oro. Voglio tornare da te, mia verde valle, che il cuore ha conservato dentro di sé, e riascoltar laggiù nel tuo respiro l'eco che mi ricorda la gioventù. Ritornerò nella mia valle, sotto le stelle il suo silenzio mi parlerà. Ascolterò le chiare fonti che dai miei mondi sanno donare serenità, ed il mio cuore al loro canto sorriderà. Grazie. Voglio poter tornare al casolare, dove la mamma mia mi accarezzava, e respirare poi quell'aria pura del bosco amico che con me giocava. Il falco volerà sulle montagne, vecchie compagne della mia gioventù, e suoneranno poi quelle campane, col suono di quel tempo che non c'è più. Ritornerò nella mia valle, sotto le stelle il suo silenzio mi parlerà. Ascolterò le chiare fonti che dai miei monti sanno donare serenità, ed il mio cuore al loro canto sorriderà, ed il mio cuore al loro canto sorriderà. Eccomi, l'eco della mia valle. Grazie! Complimenti, bravi ragazzi. Bravi, 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 bravi. Ecco l'applauso dei fans, degli amici. Stanno che vieni, famo un'altra. Stanno che vieni. Bene, dai. Allora, adesso io vi lascio per qualche minuto, torneremo dopo. Torneremo dopo. Il mio combina così, mi lascia. Non so cosa succeda dopo. Comunque. Vi lascerei andare anch'io, visto la proposta che stava per arrivare. È il professore. Sì. Allora, caro Vittorio, bene, presentiamo adesso. A te! Grazie, grazie. Bene, adesso altro momento, altro piacevole momento, un'altra gradita ospite che adesso presenteremo questa sera in questo Capodanno in Allegria. Su un'altra bella voce che tutti gli amici di Caffè 24 potranno adesso gustare. Signore e signori, Mercedes Vidale!
E l'applauso degli amici. Buonasera, buonasera a tutti e buon anno. Buon anno anche a te, Mercedes. Ciao, buon anno. Claudio. Grazie, benvenuta. Grazie per per aver accolto il nostro invitato, invito. Grazie. Come stai? Molto bene, a parte insomma la serata appena passata perché abbiamo fatto le ore piccole, però vabbè. Però ci avevi promesso la tua presenza, ci fa piacere. Ma molto volentieri, ho dormito questa mattina. Ah, beh, allora, sì, ecco. Senti, cosa avete da parlare? Bruno! Ecco, hanno visto una bella... Cioè, dopo aver visto 4 del Confin, dici Bruno, adesso finalmente una bella... Oh, ecco gli applausi, eccoci qua. Lorenzo. Diciamo che stavano riposando con i postumi Stavano riposando, poi hanno visto una luce, beh, oltre adesso una bella signora, una gran bella voce che potremmo... Tu canti da quando sei nata? Da sempre. L'ho già detto che ho iniziato con Vittorio a cantare io. Ok. Poi è stato il tuo Pigmalione, no? È vero, sì? è vero. Ho capito, beh. Dovrai esserne contento allora, Vittorio, ci fa Ho piacere. un affetto particolare per lui. Poi so che avevi cantato con lui in un piccolo gruppo, una piccola orchestrina che avevate tanti anni fa. Tanti, un tot di anni fa. Un tot di anni fa. Bene, grazie allora, cara Mercedes, grazie. Adesso vogliamo ammirarti e gustare la tua bella voce con una prima canzone, un classico di sempre della grande Mina, prego. Porta il titolo Grande, grande, grande. Ce l'ascoltiamolo. Grazie. Signore e signori, Mercedes Vidale. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Io vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Dicono sempre di sì, non hanno mai problemi e sono convinte che la vita è tutta lì. E invece no, la vita è quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni e sono viva, sono come piace a te. Ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Di dibu, 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 dava.
grande come te, sei grande solamente tu. Grazie. Mercedes Vidale e l'applauso del pubblico qui dell'Allegria e certamente anche da coloro che ci seguono da casa su Caffè 24. Allora, cara Mercedes, altro momento da un grande di Mina. Adesso un gruppo storico, un gruppo pop degli anni 80 che si ascoltano e si barano sempre ben volentieri, sono gli ABBA, vero? Certo, gli ABBA che comunque hanno segnato un pezzo della storia della musica mondiale, direi proprio. Loro sono stati grandi perché hanno azzeccato proprio un genere che in quel periodo è andato alla grande. E questa sera andò a interpretare uno dei brani. Uno dei loro tanti grandi successi. Che si ascoltano sempre. Allora, qual è il brano? The Winner Takes It All. Grandi ABBA. Il vincitore prende tutto. Bene, allora, e per noi c'è la vincitrice Mercedes Vidale. Grazie Mercedes. Grazie Claudio. I don't wanna talk about the things we've gone through, told is hurting me. Now it's history. I play all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more haste to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's so destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figure it makes sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be stronger, but I was a fool, play by the rules. They got me through the night, the likes on me abide, and someone way downhill, loser someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. A big thing or a small, the winner takes it all. Tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes on me abide. Spectators of the show always stay low. The game is on again. The lover or a friend. A big thing or a small, the winner takes it all. I don't wanna talk if you make you feel sad, and I understand. You come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. See me so tense, no say confidence, but you see the winner takes
Mercedes Vidale con questa canzone degli ABBA. Grazie Mercedes, grazie. Complimenti. Grazie, mamma mia. Bei momenti, questa bella interpretazione di uno dei tanti grandi successi degli ABBA. Eccoci, bene, nuovamente insieme per questo Capodanno in Allegrias. Ancora l'augurio di un buon anno a tutti voi da Claudio Prospero, dalla joytv.net, produttrice di questo speciale di Capodanno 2014, dall'Allegrias di Santa Giustina in Colle, e siamo in provincia di Padova. Un buon anno ancora a tutti gli amici presenti qui all'Allegrias e poi a coloro sicuramente tanti che ci seguono su Caffè 24, tutto il nord Italia e il centro. Bene, allora riprendiamo con questo speciale Capodanno in Allegrias, e dopo che ci hanno accompagnato nell'apertura di questa serata tornano ora ad essere grandi protagonisti. Sto parlando della Filarmonica di Crosara Marostica, diretta dal maestro Michele Pivotti, in un concerto di Natale tenuto qualche giorno prima di Natale a Crosara di Marostica e Vicenza, e questo che vi proponiamo è uno dei grandi momenti di questo concerto, ovvero l'ouverture del Nabucco. Bene, signore e signori, la Filarmonica di Crosara Marostica e l'ouverture del Nabucco, prego.
L'armonica di Crosara Marostica con l'overture del Nabucco diretta dal maestro Michele Pivotto. In questo Capodanno in Allegrias, adesso il palco dell'Allegrias che si riempie nuovamente con gli amici del Canfin. Eccoli qua, accompagnati dall'applauso del pubblico presente qui all'Allegrias. Eccoci, bene, ben ritornati amici, ben ritornati. Allora, io un applauso lo farei a questo presentatore qua, un presentatore eclettico che riesce a saltare dal Nabucco di Verdi. Non so se mi spiego, è passato, prima siamo passati da un Alleluia cantato da Chiesara, Elisa Chiesara, Alleluia, Chiesa, Alleluia. No, non so se mi spiego. No, l'ho capito perfettamente. Poi abbiamo ascoltato Mercedes con grande, e quello era dedicato a me, ma certo, non importa. Ecco. Poi se ci pensi passi da una Mercedes a un trattore, questi quattro qua, insomma. Veramente sei forte, sei grande, bisogna complimentarsi perché riesci a tenere tutte queste anime qua un po' bizzarre accomunate in un unico contesto. Complimenti Claudio, veramente. Grazie di cuore. Bene, allora riprendiamo, adesso torna protagonista il vostro nono album che tanto successo vi sta portando e ve lo meritate tutto perché è veramente un gran bel lavoro, si intitola La Morra e nella Morra c'è la famosa Veneranda. Che grande! È grande, sì. Dai. Ce la facciamo? Sì. Bene, dai, allora riprendiamo. Buon anno di nuovo al Canfin con la Veneranda. Andiamo! Non così nemmeno scominciare l'anno. Bella ragazza dalla treccia bionda, onda, per nome vi chiamate Veneranda. Anda, i giovani per voi fanno la ronda. Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Venire se voi volete nel giardino, voi troverete, oh bella, un girasole. Che fatto par per vostro canestrino. Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? E se mi date un sguardo rubatore, io bella proprio a voi lo voglio dare. Quel fiore che tengo e che m'ha dato amore. Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Poi vi darò che rose in primavera, non è quanto voi siete tanto cara, e voi ci avete gusto e buonasera. Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Babbo non vuole mamma nemmeno, come faremo a fare l'amore? Ed eccola, la Veneranda. Granda!
bravi. Bene, altro momento musicale adesso. Via spediti qua, perché arriva il 2015 in pressa. Ah, beh, magari qua mula del nonno. Ostia, che bea! Non la vuoi più muoversi? No, vuoi più muoversi. La mula si è bloccata, c'è stato qualcosa che l'ha bloccata proprio per sempre. Limu. Sì. No, la mula. Vabbè, andiamo avanti. Allora, fa parte sempre del vostro ultimo lavoro. Numero 9. Numero 9, La Morra. Vi ricordo anche il sito del Canfin, per chi magari desidera visitarlo, contattarli. 9 dischi che abbiamo fatto. 9. Robe da Matteo. Ma chi l'avrebbe mai detto? 9 dischi che abbiamo fatto. Uno si domanda, ma il Canfin fa anche i dischi? Certo. No, certo. no, calma. Noi non facciamo i dischi, noi li registriamo. Ah, ho capito, sì, adesso vogliamo un attimino puntualizzare. Vabbè, allora, e dicevo, elcanfin.it, lì troverete poi anche il calendario delle varie date nel quale poter seguire nel corso del 2014 questi straordinari amici di Canti Popolari. Allora, eccola qua che arriva la mula del nonno. Sì, che beh, simpatica. Eccola, simpatica, piacevole, di buon inizio per questo nuovo anno. Andiamo. Bene, signori, la mula del nonno. Del nonno mi ha dato sgaglion, sul col delle braghe mi ha fatto sbregò, e mi dà la rabbia a Diego dirà, una brutta sassata e la dora baltà, e mi dà la rabbia a Diego dirà, una brutta sassata e la dora baltà, arriva me pare e viene la furia, e il dise ciotoso batorme la scuria, e batte de fin, l'ul mega mora, la fila de pacche che il mega butta, e batte de fin, l'ul mega mora, la fila de pacche che il mega butta. Viene qua. Eppure stasera ave manca. Arriva un bel giorno e l'ora lui prova a metter gli ortighe là sotto la cova, la pora muleta la ga dispara, e un di colpo la sega ferma, la pora muleta la ga dispara, e un di colpo la sega ferma, la mula del nonno mi ha dato sgaglion, sul col delle braghe mi ha fatto sbregò, e mi dà la rabbia a Diego tira, una brutta sassata e la cora baltà, e mi dà la rabbia a Diego tira, una brutta sassata e la cora baltà. Una brutta sassata e la gola baltà, e mi dà la rabbia a Diego tira, una brutta sassata e la gola baltà. La mula del nonno! Dica come è stata che volta qua a Graziano, perché che mancaria Barbara qua che mi ho detto anche prima che la salutiamo, perché ha voluto andare in tournée, perché ieri sera ha fatto tardi, era fatto tardi tornando, è andata in tournée. Ah, ok, vabbè, ecco, vabbè, chiaro. E tu capito, tornare, tornate. Sì, tornare, insomma, si è fatta l'ultimo e adesso è un po'... qualche giorno di vacanza. Va bene. Tanto tuonò che piove, nel senso tanto tuonò che piove. Questa me la scrivo, guarda, questa vado a casa, me la scrivo. Cosa che tu hai detto adesso? Tanto tuonò che piove. Guarda, proprio, cioè... Scusa. Nel senso che tanto parlammo della morra che adesso la morra fu. Proprio questa è ma mettersi d'accordo non lo so. Non succede. Cosa fedoti qua col confine? Me lo domando. Proviamo con la morra. Senti che vera. Cos'era la morra? La morra è un gioco d'azzardo vietato in Italia. È il gioco più antico
esistente al mondo. È dimostrato che veniva giocato anche dagli antichi egizi. Ecco. È dimostrato che veniva giocato anche dagli antichi egizi. È il gioco più antico esistente al mondo e l'hanno vietato perché qualcuno si giocava anche la campagna. Chiaro. Ok, allora. È un brano comunque che abbiamo ripescato nel lontano Brasile. Addirittura. Cantato dai nipoti, dei pronipoti dei nostri avi che se n'erano andati in cerca di fortuna e se lo sono tenuti come testimonianza viva della loro tradizione veneta. È un brano nostro, è nato qua, ma lo cantano là. Adesso noi lo riproponiamo, lo facciamo rivivere in terra veneta. Bene, allora ce lo gustiamo tutto. Visto che adesso che non cos'è più, mi mette più a slot machine sui bar, tu mi siamo a riproporre questi slot. Cominciamo a riproporre quei vecchi giochi tipo slottare qua. Bene, proviamo a giocare la morra allora, Dai, ok, vai. col Canfin, vai. Giorni di festa noi vogliamo ricordare, campane a suonare, sentir viene cantare, e con le dose smorosare i giovanotti, intanto che i vecchiotti della mora se sfidano. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Quando veniera un figlio della famiglia, la grande maraviglia che gli sapeva far. E le comari ciaccolava la in cucina, la moro la morina te la sava comandare. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Anche Piuma. Così faceva una festa del casamento, quanto un contentamento, per tutti i convidai. Tanto mangiare, tanto vino e tanto canto, e il sugo sacrosanto non che mancava mai. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Se la mora sei, se la mora du, tre, se la mora sei, se la mora ciao. Ciao! E la morra! Grazie! E la morra con gli amici del Canfin. Bene, voilà, bene. Allora, la morra con il Canfin e il Canfin noi lo ritroviamo tra poco. Se vediamo in televisione che davanti qua. Hai visto? Hai visto Alcio? A tecnologia. Hai visto la tecnologia? A Bene. scienza, ma se vediamo per televisione qua Cosa c'entra la scienza? Qui è la tecnologia che ti... Purtroppo anche per la televisione sempre brutto è. L'ha detto lui però. Guarda che sguardo. Ragazzi, ci troviamo per la parte finale. Grazie che mi avete ben servito. A te. Bene, a dopo. Adesso ritorna qua sul palco dell'Allegria su un'altra voce che abbiamo gustato nella prima parte e torna qua piacevolmente con noi Elisa Chiesara. Eccoci, brava Elisa. Grazie. Eccoci qua allora per un altro piacevole momento musicale insieme con te in questo inizio di 2014, in questo Capodanno in Allegria. È iniziato benissimo, devo dire. Con gli amici del Canfin
E con tu che non perdi un attimo, no? Sei sempre qua, sveglio e pronto a Allora, a e chissà che percepire tutto. insomma possa essere di buon auspicio, eh? Certo, per tutti. Per tutti, Ah. bene. Che cosa ci proponi? Canto una mia canzone questa volta dal titolo Sarà, dedicata a tutti gli innamorati. Bene, innamoratisi allora sarà Elisa Chiesara. Grazie. Grazie mille. Io me lo ricordo come fosse ieri, con quei tuoi bellissimi capelli neri e i semafori del cuore sempre rossi tra di noi. Lavoravo troppo con la fantasia per rubare un attimo alla nostalgia. Lo sai, dici, avrei voluto urlare questa verità. Ti ho mischiato dentro il mazzo delle mie emozioni e ti ho messo dentro tutte queste mie canzoni. Ti ho cercato dentro i vuoti a rendere dell'anima. Questa vita non ci renderà le ore, neanche i giorni senza te. Adesso sono qui. Sarà che l'aria che respiro insieme a te mi sembra magica. E quando sono insieme a te mi fai sentire come l'unica. Il terzo tempo di una vita che credevo quasi inutile. La sola verità da vivere con te. La nostra storia tra la gente che ci guarda e che non capirà. La nostra casa, far la spesa, far l'amore per l'eternità. Stare ai gradini di una chiesa di campagna che ci sposerà. Sarà cosa sarà, ma lo sarà con te. Sei arrivato proprio dritto al cuore e mi scodo il fuoco delle tue parole. Hai la forza del vento che mi porta via. La tua mano che mi sfiora il viso, lo si legge dentro al tuo sorriso. Ora tu come me respiri questa favola. Ora innamorati senza via di scampo, stretti in un abbraccio da fermare il tempo. Mentre la città si accende, siamo al buio noi. Nel tuo letto non è mai calato il sole, se ci credi veramente mai si spegnerà. La nostra storia tra la gente che ci guarda e che non capirà. La nostra casa, far la spesa, far l'amore per l'eternità. Stare ai gradini di una chiesa di campagna che ci sposerà. La sola verità da vivere con te. Sai che l'aria che respiro insieme a te mi sembra magica. E quando sono insieme a te mi fai sentire come musica. Il terzo tempo di una vita che credevo quasi inutile. Sarà cosa sarà, ma lo sarà con te. Io me lo ricordo come fosse ieri, con quei tuoi bellissimi capelli neri. Mentre parlo a tuo figlio, di te rimani noi. Sarà Elisa Chiesara. Grazie a tutti. Grazie Elisa, Grazie a te, complimenti. Claudia. Grazie, con un buon anno veramente ancora Grazie, di cuore, davvero. in bocca al lupo per a tutto. tutti, a tutta l'Italia. E che porti bene. Grazie ancora Elisa, Grazie. buon anno. Grazie Elisa a tutti, buona Chiesara. serata. Bene.
e da Elisa Chiesara, l'altra ospite che ci accompagna piacevolmente in questa serata, l'Allegrias, che torna con noi adesso con altri due grandi pezzi, Mercedes Vidale. Eccola, Mercedes. Eccoci, bentornata nuovamente qua con noi sul palco. Allora, preannunciavo, cara Mercedes, adesso due pezzi veramente da 90. Sono due pezzi che così danno via il primo dell'anno. Brava, proprio, ecco. Danno il là. Danno il là, esatto. E il primo dei due qual è? Un amore così grande, l'hanno cantato i grandi del Monaco, Claudio Villa, adesso lo canto io. Vuoi? Allora, questa bella interpretazione di Mercedes Vidale di un classicissimo che sia di buon auspicio in questo inizio di nuovo anno, un amore così grande. Signore e signori, Mercedes Vidale! Vicino il tuo profumo.
Allora, signore e signori, Mercedes Vidale! Grazie. Un amore così grande, brava Mercedes, Grazie. brava, complimenti. Ci lasciamo, ci congediamo, ma magari con l'auspicio e l'augurio di ritrovarci in altre situazioni, in altre circostanze, insieme su Caffè 24. Noi ce lo auguriamo veramente di cuore di averti qua con noi, Mercedes. Che cosa ci proponi? Un altro classico di... Un altro classico che fa parte, è un brano appunto, che fa parte di un'operetta, che è Il Paese del Sorriso, scritto da Franz Lear, e porta il titolo Tu che m'hai preso il cuore. E ce lo ascoltiamo, ce lo gustiamo tutto. Grazie. Signore e signori, Mercedes Vidale, tu che mi hai preso il cuore. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se al vento lievita carezza, un profumar di giovinezza mi fa tremar. La notte che sogno tremando te. Che m'hai preso il cor, sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Nessuno mai più, ormai per me, come il sole sei tu, lontana e morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il Mercedes Vidale! Grazie, grazie. Tu che mi hai preso il cuore! Grazie. Grazie Mercedes, buon Grazie anno a ancora voi. di cuore, in bocca al lupo per tutto. Grazie a tutti voi, buon anno! Grazie ancora Ciao. Mercedes Vidale, grazie della tua presenza. Bene signori, allora noi adesso ci fermiamo per un break pubblicitario, subito dopo, ed saremo così nella parte finale di questo Capodanno in Allegrias, subito dopo ancora la Filarmonica di Corsara protagonista con un altro pezzo da 90, il famoso Nessun Dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, e in questo caso la voce solista di un tenore che avremo il piacere di conoscere proprio dalle immagini questa sera, si chiama Nicola Ravazzolo. Il Nessun Dorma dalla Turandot di Puccini, eseguita dalla Filarmonica di Corsara Marostica, subito dopo la pubblicità per entrare così nella parte conclusiva del nostro Capodanno in Allegrias. A tra poco dopo la pubblicità.
dalla Turandot di Puccini e la voce solista di Nicola Ravazzolo. Bene, signore e signori, per questo Capodanno in Allegrias siamo nel finale, siamo nei minuti conclusivi e per il gran finale tornano gli amici del Canfin. Eccoli qua! Gran finale con il Canfin. Eccoci. Allora, hai visto? Abbiamo fatta. Tra un brano e l'altro ce la stiamo facendo, eh? Abbiamo scominciato l'anno, dai, anche noi. In Allegrias. In Allegrias. Dai, e che porti bene. Allora, gran finale con alcuni momenti proprio piacevoli. Ma dopo ricorda di ringraziare qualcuno che ha partecipato a sta serata. Non voglio dirti dei nomi, ma dopo ti viene in mente Tia. Vabbè, sì. Te che pena guidare una Mercedes. Ah sì, poi guidiamo, ecco. Vabbè. Allora, andiamo in Molise, c'è una rosa bella che ci aspetta per il finale. Questa tratta dal nostro nutrito e prosperoso repertorio discografico della bella tradizione popolare. Eccola, pronti allora, signori? Via. Rosa bella del Molise, e il Canfin, vai! Scende dal Maltese la Molisana, ha negli occhi l'ardor, sulla bocca l'amor.
pastorello innamorato, innamorato, nel vederla ogni dì le sussurra così. Rosa bella dimmi sì, 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 io per sposa voglio te, 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 te. Don Giacinto già lo sa, 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 che sposarci dovrà. Le comari notte ti, 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 si preparano perché, che, Rosabella sposerà, ra, 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 sposerà solo me. Ci sposeremo a maggio con tante rose, con tante rose. Sull'altare quel dì noi diremo un bel sì. Avremo una casetta sulla montagna, sulla montagna. Ed un giorno chissà forse un bimbo verrà. Rosabella dimmi sì, 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 io per sposa voglio te, 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 te. Don Giacinto già lo sa, 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 che sposarci dovrà. Le comari notte ti, 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 si preparano perché, che, Rosabella sposerà, ra, 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 sposerà solo me. Comari notte ti, 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 si preparano perché, che, Rosabella sposerà, ra, 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 sposerà solo me. Rosabella sposerà, ra, 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 sposerà solo me. Rosabella del Molise! Bravi! E allora io direi, se voi siete d'accordo, dal Molise saliamo e ci possono anche seguire. Un po' più su. Un po' più su, voleva volare. Ecco, no, nel senso, dal Molise andiamo in Emilia, salutiamo anche gli amici dell'Emilia, magari a Forlì. Evviva! A Forlì, c'era lì un vecchio Eulalia Torricelli di Forlì. Sai chi è quel pompiere là? Chi era quel pompiere lì? L'hai conosciuto te il Sì, pompiere? no. Neanche io. Neanche tu. Vabbè, siamo pronti, proviamo con Eulalia, gran finale. Signori, Eulalia Torricelli da Forlì. Vai! Devo! Di questa canzone ve li hanno inventati gli autori. Se c'è attinenza con delle persone, scusate gentili signor, qui si parla di una tale che baciare una sera si fe da una guardia forestale, il cui nome è De Rossi Giosuè. Voi non la conoscete agli occhi belli, chi? Eulalia Torricelli da Forlì. Voi non la conoscete a Tre Castelli, chi? Eulalia Torricelli da Forlì.
programma, Eulalia riposo non ha. Dice a De Rossi, parliamone a mamma, ma l'altro risponde là. Poi la cosa si ingarbuglia e sapete perché? Con il treno che va in Puglia è partito De Rossi Giosuè. Vuole morire Eulalia Torricelli, uè, e mangia i sorpanelli di Giosuè. Fa testamento e lascia i 3 castelli, uè, a chi non ha castelli come me. Un castello per Graziano, un castello per Luciano, Un castello ma il più bello al maestro Vittorio lo dà, poi dolcemente chiude gli occhi belli, uè, Eulalia Torricelli da Forlì. Eulalia Torricelli da Forlì. E voilà, Eulalia Torricelli. Automaticamente seguiamo presentare. A Mabi non c'è nessun premio. Vabbè, ma a lei il premio lo dà il pubblico. A lei il premio lo dà il pubblico. Eccoli! grazie. Hai visto? Bene. E poi di questi tempi avere un castello non rende con tutta sta immunità. Oh, bravo, bene. Allora, signori, ridendo e scherzando, tra un brano e l'altro siamo arrivati nella gran finale. Allora, intanto saluto ancora Mercedes Vidale e inoltre Elisa Chiesara che ci hanno ospitato con la loro bella voce questa sera con noi in questo Capodanno in allegria. Se ringraziamo ovviamente la JoyTV.net con Paolo Lessi, Marinella, musicante e producer di questa serata, di questo Capodanno in allegria. Se ovviamente e soprattutto l'allegria con Emanuele Zoccarato, l'Allegrias di Santa Giustina in Colle che ci ha ospitato per questo Capodanno in Allegrias. Bene, e allora siamo nel finale e ringrazio ovviamente Matteo Mazza, Cuccarollo nella nostra regia. Allora, ci auguriamo che veramente... Anche gli ospiti, ti ho detto prima, ti hai fatto un bel giretto in Mercedes, ti hai fatto un altro bel giretto in Ferrari. Prima... Occhio. Anche gli ospiti che è stato qua con noi stasera. No? L'abbiamo li ho appena salutate. Siete sicuro? Sì. Li ho appena salutate. È sonno. Fosse solo il sonno. Fosse solo. Mamma, ciao mamma. Ecco, ciao. Vabbè. Allora, ci auguriamo veramente di essere stati di buon auspicio per questo 2014. Allora, siamo stati in questo finale nel Molise, siamo stati a Forlì. Voga e Vamio Gondoliero, un omaggio a Venezia. La nostra bella regione. Bene, bella città. Sì. Alla nostra bella città e alla nostra bella regione. Bene, e allora grazie, per quanto mi riguarda ci ritroveremo nel corso dell'anno qui a Caffè 24 insieme con la Joy TV, producer di altre trasmissioni. Ancora sinceri auguri di un buon anno e che sia veramente prospero in tutti i sensi, ma soprattutto salute, che è veramente quando c'è quella c'è tutto. Grazie, straordinari come sempre gli amici del Caffè. Buon anno anche a voi, Voga e Va. Auguri, buon anno, arrivederci. Venezia rassomiglia ad una sposa vestita di merletti di Burano, s'aggira tra le gondole festosa, dal lido alla laguna, sposi ed amanti, buona fortuna. Voga e Va, gondolieri,
colombi andare in alto, volevan fare il nido in paradiso, ma son tornati a notte sul rialto ed han lanciato un grido: Venezia nostra, sei il più bel nido. Voga e va, gondolier, canta in coro, non voglio andare più via, perché Venezia mia m'ha fatto innamorare. Un vecchio gondoliere di Santa Croce che piange quando passa la regata. Lui più non rema ma spinge a voce. Le gondole in ghirlanda, lui era il primo sul canale grande. Voga e va, gondolier, canta in coro e non voglio andare più via, perché Venezia mia m'ha fatto innamorare. Canta in coro e non voglio andare più via, perché Venezia mia m'ha fatto innamorare.